Buongiorno a tutti e grazie per essere tornati con noi a questo nuovo appuntamento del ciclo del nostro incontro che abbiamo organizzato come progetto comune con i candidati alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi una persona molto conosciuta nel nostro territorio, un amico, Gianfranco Bettin, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi dell'invito. Grazie. E che in questa tornata elettorale si presenta con Alleanza Verdi Sinistra che sostiene la candidatura del presidente Giovanni Manildo. Quindi come sempre noi diciamo qualche notizia del nostro ospite. Allora, Gianfranco Bettin, classe 1955, è un politico, scrittore e saggista. Laureato in scienze politiche, è sociologo e ha insegnato e lavorato a lungo nel campo della ricerca sociale ed è un attivista ecologista. Ha una lunga carriera politica alle spalle. Ricordiamo che alle elezioni politiche del 1992 viene eletto deputato della Repubblica, nel 2000 viene eletto consigliere regionale del Veneto e di nuovo deputato alle elezioni politiche del 2006, sempre con la Federazione dei Verdi. In passato ha anche ricoperto il ruolo di assessore all'ambiente del Comune di Venezia e di prosindaco di Mestre. Nel 2015 viene eletto presidente della municipalità di Marghera e nel 2020 viene eletto consigliere comunale sempre a Venezia. Dal 2021 fa parte del Consiglio federale nazionale di Europa Verde. Spero di aver detto il necessario ma importante. Bene, allora cominciamo con una domandina facile. Qual è la tua posizione rispetto alla legge regionale sul contenimento del consumo di suolo? Ritieni che sia sufficiente o vada rafforzata? Non è una legge sul contenimento del consumo di suolo, si presenta così, ma poi ha talmente tante deroghe che infatti la regione del Veneto insieme alla Lombardia sono i due luoghi in Italia e in Europa in cui si consuma di più territorio. Tra l'altro si consuma territorio buono, territorio produttivo dal punto di vista agricolo, territorio molto utile dal punto di vista ambientale e con perdita secca di migliaia di ettari ogni anno, e questa cosa crea una situazione di saturazione, di ingolfamento e anche di danno alla vivibilità della regione, peraltro splendida in cui viviamo, quindi tanto più per queste meraviglie che il Veneto custodisce, dalle Dolomiti alla nostra laguna, che tanto più dovremmo avere una legge che davvero contiene il consumo di suolo. Bisogna dare la priorità al riuso dei territori già urbanizzati, al recupero degli immobili dismessi, alla trasformazione di impianti produttivi non più tali in altre attività, preservando quello che abbiamo e anzi recuperando territorio già compromesso, restituendolo alla vivibilità e alla fruibilità da parte dei residenti. Certo, quindi tu pensi che nel caso di una tua elezione potresti incidere o quantomeno portare delle proposte per poterla cambiare questa? Nella mia precedente esperienza in regione eravamo all'opposizione e quindi sono sempre battaglie difficili, ma abbiamo condotto una lunga battaglia contro questo tipo di normative che, pur dichiarandosi contro il consumo di suolo, cioè riconoscendo che c'è un'emergenza consumo di suolo, in realtà lo contraddicevano questo obiettivo introducendo un'infinita serie di deroghe che hanno portato a questa situazione. Quindi vorrei riprendere questo tipo di impegno sperando che le elezioni ci diano più forza. Certo. Ecco, per esempio, sempre restando legati a questo argomento, quali strumenti concreti si potrebbero proporre per favorire il riuso dell'esistente e anche però la rigenerazione urbana, perché noi ne abbiamo molto bisogno, invece di nuove espansioni edilizie, diciamo così? Anche senza ricorrere a vincoli drastici che imprigionino, lo sviluppo dei territori, si può ricorrere a forme di incentivo e a forme di dissuasione, in modo da premiare chi recupera vecchi immobili, chi rigenera spazi in chiave ambientale naturalmente, e
penalizzare chi invece volesse continuare a consumare, fermo restando che comunque lo strumento principale è una legge quadro davvero attenta a tutelare il territorio e appunto a premiare chi lo recupera il territorio piuttosto che chi lo consuma. Questo è il punto su cui noi pensiamo che negli ultimi 20 anni in particolare le politiche della Regione Veneto abbiano fallito. Certo. Anche perché mi viene in mente che tante volte guardando e passando con l'auto per le campagne si vedono dei grandi capannoni che sono proprio delle cattedrali nel deserto, lì nate per chissà che cosa e poi abbandonate, e questo fa male a tutti. A volte intere zone artigianali o di piccola industria che immaginate in altre epoche si sono trovate sfasate sia per le crisi che si sono susseguite, sia perché oggi si produce in maniera diversa, servono spazi magari più piccoli o spazi diversi, meglio coordinati e quindi si sono trovate totalmente spiazzate e restano lì abbandonate. Ma tu non credi che per esempio in questo caso, se poi bisogna vedere se è una cosa, se sono cose private, se sono cose pubbliche, non sarebbe il caso di proprio buttarli giù e seminare, per esempio, a verde? È quello che dicevano, uno degli strumenti che la legge potrebbe introdurre riguarda proprio la possibilità di demolire ciò che è inutile e non è riutilizzato. Questo è importante. No? E soprattutto di decementificare o deasfaltizzare delle parti di territorio dove l'asfalto e il cemento sono diventati inutili, non servono più a niente, no? Mentre invece un terreno rigenerato che assorbe la pioggia, per esempio, no? In un'epoca in cui le bombe d'acqua, le precipitazioni hanno il carattere che abbiamo visto, rendere da capo permeabile, capace di assorbire le precipitazioni i territori è già di per sé un incentivo formidabile a un miglior benessere generale del territorio e quindi anche di chi ci abita. D'altro canto quello stesso territorio, oltre a impregnarsi dell'acqua e a trattenerla, può anche essere riorganizzato, può diventare a uso comunque diverso da quello produttivo. Ecco, un altro argomento che è quello che è sempre ormai di attualità. Il Veneto affronta sempre più spesso dei grossi fenomeni di siccità e poi però al contempo anche di alluvioni, quindi dei fenomeni estremi che fanno male in ambedue i casi. Quali misure, secondo te, strutturali e di prevenzione pensi che si potrebbero promuovere per tutelare il territorio e l'equilibrio idraulico soprattutto, e quali azioni concrete per anche nel contempo ridurre le perdite delle reti idriche, che le perdite delle reti idriche sono tremende, veramente impensabili, e quindi migliorare poi anche l'uso delle acque reflue? Noi abbiamo come Veneto e anche come provincia di Venezia in particolare un brutto record che è quello dello spreco dell'acqua che viene distribuita e quindi bisogna agire con un investimento mirato sulla rete distributiva in modo da impedire la perdita di questa cosa che è diventata ancora più preziosa di quanto non lo sia mai stata in un'epoca che, come si diceva, tende verso l'inaridimento dei suoli. Noi siamo baciati da Dio e dalla natura, vorrei dire, nella nostra macro regione, perché siamo in un territorio ricco d'acqua, fra i più ricchi d'acqua d'Europa e forse del mondo, tra l'altro di acqua molto buona, perché buona parte è acqua di risorgive, no? E quindi dobbiamo questo bene straordinariamente prezioso tutelarlo, e sprecarlo distribuendolo male è proprio veramente un sacrilegio. Un sacrilegio. E quindi questa è una prima cosa, un piano di come si dice, rinnovamento e potenziamento della rete distributiva. D'altro canto serve anche rinaturalizzare i corsi d'acqua, perché questo favorisce la miglior raccolta delle precipitazioni. Come si diceva, abbiamo i due fenomeni estremi, no? La siccità e le precipitazioni estreme. Noi dobbiamo proteggerci con azioni che mitighino l'impatto dei cambiamenti climatici che assumono questa forma,
Questo significa fare tutta una serie di azioni che purtroppo non sempre vengono fatte. Noi siamo in un comune come quello di Venezia che ha da 10 anni il piano clima scaduto. Le azioni per dare il nostro contributo al contenimento del surriscaldamento da un lato e soprattutto, cosa che funziona nell'immediato, le azioni per contenere gli effetti del cambiamento climatico devono essere potenziate attraverso un piano che coordini i vari settori. Certo. È il tipico caso in cui non possiamo muoversi a vanvera, certo, o separatamente, va integrato e purtroppo questo piano clima non c'è. Anche la regione in realtà stenta ad avere un piano veramente efficace. Parlo di un piano perché noi non possiamo intervenire in un punto o in un altro e basta. Questa cosa va affrontata, certo, in maniera integrata, certo, perché devi combattere contemporaneamente, non so, la risalita del Cuneo Salino, sì, cioè l'ingressione del mare, certo, nel nostro caso del mare Adriatico, certo, lungo il Po in particolare, certo, ma non solo, no, che inaridisce i terreni circostanti, l'inaridimento più... Non parliamo dei pesci, poi tra l'altro, dei pesci di acqua dolce, sì. E poi questa cosa colpisce anche il settore come l'iticoltura, eccetera. Certo. E dall'altro, come dire, attrezzarci per gli eventi estremi, che ormai sono purtroppo frequenti, non più rari nei decenni come una volta. Noi ci ricordiamo ancora l'alluvione del 66, no? Ma ormai ne abbiamo, non dico una all'anno del genere, ma è piuttosto frequente che magari in modo circoscritto ma si scateni l'ira degli elementi, no? Quindi bisogna ripensare la regione complessivamente alla luce del quadro ambientale e climatico nuovo in cui siamo, che è anche un nuovo quadro economico. Cioè anche l'economia deve orientarsi tenendo conto di questo tipo di sistema ambientale, di ecosistema in cui si opera, e non significa non fare impresa, non fare finanza, non fare artigianato, non fare commercio, cioè non fare economia, significa farla tenendo conto del quadro in cui siamo, e quindi guadagnare, costruire benessere, costruire e distribuire ricchezza in questo quadro. Si può, basta tenerne conto. E non parliamo, tu dicevi delle acque buone, quelle risorcive, ma ci sono anche quelle avvelenate con i PFAS, quindi questo è tutto un'altra storia. È una fattispecie che purtroppo pesa moltissimo nel nostro territorio. È il tema generale della bonifica. Adesso lasciamo perdere di quello che è successo, lo sappiamo, lo rubrichiamo, ma come ci liberiamo di questa eredità velenosa? Vale per Porto Marghera, vale per i PFAS, che hanno reso imbevibile l'acqua in quasi 3 province, se non 4, della nostra regione. Veramente. Ecco, quindi parlando proprio di Porto Marghera, questo Porto Marghera è un nodo irrisolto da decenni, e le passate amministrazioni, e anche questa purtroppo, non hanno inciso e non hanno approfondito magari certi studi per risolvere questo problema. Quali sono secondo te le priorità per accelerare le bonifiche? Pensi che la Regione potrebbe esercitare un ruolo importante, e anche magari come coordinatrice tra Stato e Comune, per esempio, e anche perché sarebbe ora di attirare linfa nuova in quell'area che è grandissima e anche che ha segnato la storia della nostra città? Porto Marghera è un'area di più di 2000 ettari, straordinariamente infrastrutturata, con una tradizione, un know-how, come si dice, no? Un'abilità, un deposito di abilità e di competenze storiche straordinario, molto accessibile, e con una infrastrutturazione interna tra banchine, linee ferroviarie, strade, veramente appetibile. Il problema è che di questi 2000 ettari parecchie centinaia sono liberi, ma sono inquinati. Per cui chiunque volesse venire a investire si troverebbe a dover pagare i costi della bonifica o della messa in sicurezza a seconda del tipo di intervento che voglia fare. E questo scoraggia tutti, è come pagare una mega tassa in più per venire a investire in un luogo, no? Quando andando altrove non ce l'hai questa tassa in più, no? Quindi occorre che venga abbattuto questo costo.
E occorre fare come si è fatto nella Ruhr, per esempio, dove lo Stato centrale e le regioni, che sono intervenuti insieme. No, Porto Marghera è servita all'economia e all'industria italiana per un secolo, ha giovato all'economia italiana, no, però il prezzo l'abbiamo pagato qui. È vero, la gente qui ha lavorato, ma ha anche pagato un prezzo in termini di salute e di ambiente terribile. Ora che ha bisogno di una transizione, questo straordinario polo industriale e portuale ha bisogno dell'intervento della mano pubblica. Non è assistenzialismo, è rimettere in gioco un patrimonio nazionale ed europeo. Allora ti faccio una domanda cattivissima, ma non riferita a te, perché quei famosi 100 milioni che abbiamo perso di fondi del PNRR non sarebbero stati utili per fare una cosa di questo genere? Assolutamente, avremmo potuto chiederne anche di più e li avremmo avuti, appunto. Perché il PNRR tra le finalità aveva questa anche, no? La rigenerazione dei territori, anche la rigenerazione urbana, ma anche quella dei territori. Noi li avremmo avuti 100-200 milioni, avremmo potuto utilizzarli per restituire a usi produttivi o anche a usi urbani, se avessimo ritenuto, nella sovranità del comune, diciamo così, no? Una parte che invece resta lì, vuota. Attraversare certe zone di Porto Marghera è desolante, e contemporaneamente pensi, ma tutta sta roba perché non torna in gioco? No? E non torna in gioco per questo motivo, perché qualcuno deve pagare la bonifica, ed è evidente che un polo industriale portuale che ha avuto il ruolo nazionale che ha avuto, che ha contribuito alla ricchezza nazionale, deve essere in qualche modo risarcito. E quindi un investimento forte per la bonifica vale per tutti, restituisce con gli interessi ciò che verrebbe speso. Qui la regione può avere quel ruolo che si diceva prima di intermediazione tra il comune, che non ha poteri economici, può solo pianificare, e in effetti in altri tempi l'ha fatto, no? Ma non ha la possibilità di intervenire, e lo Stato che ha i fondi e anche le competenze. Anche la regione ha fondi e competenze, per la verità pochissime fra le poche cose che sono state fatte solo con fondi statali, ovviamente, e in parte regionali, che peraltro la regione riceve sempre dallo Stato, è una quota bonifica che riceve e poi smista, e ha smistato in parte anche a Porto Marghera, ma sono troppo pochi. Diciamo che il solo vero intervento che si è fatto è il marginamento del fronte d'acqua del polo industriale e portuale, che non è ancora completato peraltro, e che ha ricevuto un sacco di fondi dal famoso processo petrolchimico, quando le aziende hanno versato dei contributi più o meno volontari per alleggerire la propria posizione, ma non c'è stata una vera strategia di risanamento del polo industriale. E il motivo è questo, per cui è ancora in gran parte inutilizzabile. E pensiamo a che ricadute positive potrebbe avere invece se quella zona venisse bonificata. Sarebbe un'attrattiva incredibile per aziende di tutti i tipi, e quindi naturalmente finalmente non avere soltanto la monocultura turistica a Venezia, ma avere anche una formidabile alternativa alla monocultura turistica, e come dire una cultura turistica integrata ad altre diventa preziosa, ritrova il proprio ruolo, in fondo l'industria del turismo è un'industria intelligente, bellissima, ma diventa pesante quando è l'industria che dilaga e scaccia tutto il resto. Se tu hai l'industria, il pubblico impiego, c'hai il porto, anche il turismo ci può stare all'interno. Per forza. Ecco, per quanto riguarda l'economia, quali settori economici dovrebbero essere al centro di una strategia di una nuova regione, appunto, e che però siano strategie sostenibili per i prossimi anni? Quindi che cosa penseresti, che idee ti sei fatto? Più che un settore in particolare, io penso che dobbiamo immaginare un modo di intervenire nei grandi settori fortemente innovativo, che, come dire, porti nei vari settori il meglio dell'innovazione tecnoscientifica.
Questo vale anche nel settore primario, per esempio nell'agricoltura. Noi abbiamo un'agricoltura importante nel Veneto, la connessione tra agricoltura e innovazione tecnologica, oltre a rendere migliori le condizioni di lavoro, rende l'agricoltura un settore che potrebbe attrarre le nuove generazioni, sì, e portarlo all'avanguardia, unendo insieme la più antica, diciamo così, delle attività umane forse, no? con il massimo di innovazione. Certo. La stessa cosa si può fare nel terziario e si può fare nel settore dell'industria. Credo che il Veneto abbia tutte le caratteristiche per poter essere una delle regioni d'Europa in cui l'innovazione tecnologica e scientifica applicata alla ricerca avanzata in ambito industriale può dare i risultati più importanti e più produttivi sotto tutti i punti di vista, compreso quello della ricchezza prodotta, perché si attaglia molto all'attitudine dimostrata nella storia dagli imprenditori veneti, sì, che sono insieme molto spesso, specialmente i piccoli, no? Artigiani, operai nel senso che ci lavorano, sì, proprio, sì, anche, sì, ma anche capaci di muoversi con una visione imprenditoriale che ricerca l'innovazione competitiva. Sì, sì. E questo in questa epoca può essere facilitato dal tipo di innovazioni tecnoscientifiche con cui abbiamo a che fare, e può essere anche facilitato da una politica che consenta che nei distretti o anche al singolo imprenditore agricolo, industriale o del digitale in generale possa accedere a una formazione specifica, tenendo anche conto che anche nel campo dell'impresa e dell'economia oggi serve una formazione permanente, sì, certo, certo, anche per chi la guida, non solo per chi, certo, ci lavora, e quindi una speciale attenzione a tutto ciò consente di intervenire non in un singolo settore, ma ovunque si faccia impresa, si faccia ricerca, si faccia, certo, economia, nella connessione, per tornare al punto da cui siamo partiti, con l'ecologia, con la capacità di rispettare l'ambiente in cui si è. Economia ed ecologia non sono un binomio antagonista. Sì. Ecologia più economia uguale più benessere, più ricchezza per tutti, in un ambiente migliore. Sì. Questo è come dire, lo sguardo che dobbiamo avere nella nostra regione in questi prossimi anni. Certo. Come ultimo argomento io parlerei della residenzialità, che è un grosso problema a livello regionale, ma anche soprattutto a livello qui del Comune di Venezia. E ritieni che la regione, che ha comunque moltissimi appartamenti, moltissimi alloggi, debba tornare a investire direttamente in edilizia residenziale pubblica? Tornare a investire sì, bisogna vedere come. Sì. Non significa semplicemente costruire case, significa in alcune zone anche questo, ma molto spesso significa restaurare un patrimonio abitativo che la regione attraverso l'ATER possiede o che i comuni possiedono in proprio a volte, no? Ma che viene lasciato languire e va in abbandono. Nel comune di Venezia abbiamo 2200 circa alloggi, un po' più di metà sono dell'ATER, cioè della regione, sì, il resto sono del comune, non assegnati, non abitati, in abbandono, perché abbisognano di un piano straordinario di investimento per essere rigenerati e reimmessi nel mercato, cioè utilizzati nelle graduatorie, certo, perché certo, le assegnazioni pubbliche avvengono attraverso quella strada. Sì. Ora, 2200 alloggi sfitti in una città come Venezia, ma il caso vale anche per altre città e per tutta la regione, significa che sono sottratti al bisogno che famiglie e persone hanno di casa, ma che sono anche sottratti al mercato. Certo. Dove potrebbero esercitare una funzione calmierante dei prezzi, no? Certo. E, tra l'altro, per esercitare questa funzione in modo ancora più efficace bisognerebbe anche introdurre una disciplina delle locazioni turistiche che stanno sottraendo sempre più spazio alla residenza, no? Sì. Essendo redditizie, no? Anche queste con misura, come per il turismo, potrebbero essere una ottima
attività economica con misura. Lasciate andare sregolatamente, come è successo in questi anni, stanno divorando la residenza e stanno svuotando la città, sostituendo in modo stabile residenti con turisti, cioè con locatari brevi, no? Questa cosa è un problema che sta cambiando la natura delle nostre città. Senza pensare poi considerare anche il discorso del danno economico sia per il comune che per la regione, perché se tu hai 2200 alloggi chiusi, fermi, che costano, perché tutto sommato costano e quindi non diventano un introito ma rappresentano soltanto un costo, a nostro parere è un danno economico enorme per i enti pubblici, diciamo così. E quindi, ecco. Allora, come sempre ti chiedo l'ultima cosa, di rivolgerti alle persone che ci stanno ascoltando e chiedere il loro voto, perché dovrebbero votare per te. Intanto invito tutti a votare secondo le proprie idee, e nell'ambito di queste, se alcune coincidono con gli obiettivi, il tipo di terreni di impegno che ho raccontato qui, grazie alla cortesia di Progetto Comune, chiedo di darci una mano. Noi siamo una rete di persone attive nel campo della difesa del territorio, nel campo della difesa dell'ambiente e anche della salute. Il bilancio della regione è fatto per 3/4 di spesa per la sanità. Personalmente sono da sempre convinto, l'ho fatto anche quando ho avuto responsabilità amministrative dirette, della tutela della sanità pubblica. Difendere la sanità pubblica in regione significa far spendere la stragrande maggioranza delle risorse a difesa del settore pubblico, riducendo le liste d'attesa, favorendo le prestazioni specialistiche, sostenendo i medici di base, i medici di famiglia che oggi sono oberati da incombenze burocratiche che li mettono in grande difficoltà, disintasare il pronto soccorso, potenziare le reti territoriali sia a livello specialistico che di medicina generale. Questi sono i motivi, gli obiettivi, i temi su cui, insieme a quelli che come me danno vita all'Alleanza Verdi e Sinistra, intendiamo portare avanti. Quindi se avremo la vostra attenzione intanto e poi magari il vostro voto, potremmo farlo in modo migliore. Bene. Allora sì, come diceva Gianfranco Bettin, noi raccomandiamo sempre di andare a votare, chiunque vogliate, però bisogna, perché non è solo un diritto ma è anche un dovere. E quindi ricordo appunto il nostro ospite Gianfranco Bettin, che si candida alle prossime elezioni regionali del 23-24 novembre con Alleanza Verdi Sinistra, che sostiene il candidato presidente Giovanni Manildo. Noi lo ringraziamo ancora per la disponibilità. Grazie a voi. E ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie.